Siamo con l'assessore di Lercara Friddi, Francesco La Rosa, per questo 80 voglia di carnevale. Cos'è 80 voglia di carnevale per Lercara Friddi? Ha un significato, secondo me, diverso, perché in quest'anno non abbiamo avuto la possibilità di fare dei carri, però abbiamo avuto delle iniziative che potrebbero essere delle novità anche per il 2015. Ho avuto molta disponibilità da parte di tutte le associazioni lercarese, dal direttore artistico Luca Semenerio, e se oggi riusciamo a fare qualcosa, anche se oggi all'Lercara non si potrebbe fare niente, per le situazioni economiche che si trova la comunità lercarese, ma ci riusciamo a ritagliare degli spiccioli anche per fare un carnevale. Però devo dire che la comunità lercarese è una comunità che merita questo e l'altro, ma deve essere rappresentato principalmente da tutti i cittadini lercaresi. Si è insediato il sindaco Ferrara quest'anno a giugno, quindi l'amministrazione vede insomma un po' in modo diverso, ecco, Lercara Friddi. È un'amministrazione che vede un modo diverso, è un'amministrazione che sta usando un sistema, un metodo, un stile del tutto diverso, ma non solo per programmare il carnevale, ma anche per programmare qualsiasi cosa che appartiene alla comunità lercarese. Io devo dire con molta sincerità che noi abbiamo un sindaco che è all'avanguardia della situazione, molto preparato, abbiamo un sindaco che i cittadini lercaresi meritano perché gli hanno dato un consenso talmente numeroso. I giovani è bene che non lasciano Lercara. I giovani non devono lasciare Lercara, i giovani devono rimanere a Lercara, i giovani devono essere il punto trainante della comunità lercarese, deve essere il punto di riferimento della comunità lercarese. Abbiamo bisogno dei giovani, se non ci sono giovani la comunità muore e noi come amministratore, noi io come assessore alle politiche culturali e sportive ho bisogno dei giovani, del forum, della consulta giovanile, do l'incentivo, do l'input, di sempre di chiamarle, di fare determinate manifestazioni e vedo che certe volte sono talmente disponibili come questa sera che hanno dato una disponibilità a 360 gradi. «80 voglia di Carnevale. Ma chi l'ha messo sto titolo? 80 voglia di l'ho messo carnevale. io, sono riuscito. No,
siamo riusciti a fare qualche cosina di carino. Abbiamo coinvolto i bambini, ci sono i Darba questa sera e siamo stati domenica al palazzetto per i bambini. I Darba presenti oggi all'Ercara. Sentiamo che stanno suonando I Darba che i presenti tamburi, oggi all'Ercara bongo. sono due tamburi, e suonano i timbales e poi anche il violino elettrico. Allora, oltre i tuoi colleghi qua a fianco che inquadriamo, oltre ai brillantini che hanno per via del carnevale, stanno beccando anche un bel po' d'acqua. Allora, li vuoi presentare? Io li presento perché innanzitutto non sono brillantini ma sono brillanti per il loro lavoro che svolgono, no, ma è vero così perché, ripeto sempre, per il maltempo, la pioggia, il freddo, riescono sempre a starmi accanto, ne sono veramente orgogliosissimo di questi Quindi, ragazzi. nome e cognome? Allora, lui è Salvatore. Salvatore. Lo dici tu, Totino, dai. Ferreri Salvatore. Raffaele Siracusa. Lui è il biondo e lui è il Moro. Io li ringrazio tantissimo, anche mancano un po' di collaboratori. Ieri sera li ho invitati a casa di Salvatore a cena. Niente, è giusto tenerli così, i ragazzi che meritano, perché oggi il problema non è organizzare, perché lo faccio ormai da 16 anni. Il problema è riuscire a coinvolgere le persone. E questo qua sarà il mio impegno per tutte le mie manifestazioni che verranno nei prossimi mesi. Ringraziamo e salutiamo il vecchio Luca Seminerio.